24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Tra i temi più caldi nella discussione del bilancio regionale c'è sicuramente quello del trasporto pubblico locale, destinato a subire importanti tagli. Ma il presidente della Giunta Luca Zaia, intervenuto nell'aula di Palazzo Ferrofini, rassicura l'utenza. È interesse della Regione fare in modo che tutti i pendolari abbiano una risposta sia sul trasporto pubblico locale, su ferro che su gomma. La verità è che abbiamo dovuto, come in molti altri comparti, puntare a razionalizzazioni, ma quelle razionalizzazioni che seguiremo da vicino in maniera tale che poi non portino al collasso del sistema. Direi che la prima nostra preoccupazione è quella di garantire il servizio, un servizio ovviamente che deve essere degno di questo nome. E adesso facciamolo sapere a tutti che le acque di balneazione del Veneto sono di qualità, nel 91% dei casi eccellente, nel 3% buona e comunque sia nel restante 6% sufficiente. È soddisfatto l'assessore al turismo del Veneto Marino Finozzi per i risultati ufficiali delle analisi circa la qualità delle acque che i nostri turisti cercano, vogliono e hanno il diritto di pretendere. Invito tutti i nostri tour operator a diffondere i dati assieme alle loro proposte. Abbiamo circa 150 km di coste utilizzabili per turismo tra spiagge marine e litorali del lago di Garda, ha aggiunto Finozzi, rispetto alle quali la riconosciuta qualità delle acque è un elemento essenziale. In più il monitoraggio è continuo e anche questo dobbiamo far sapere, così come dobbiamo informare del fatto che i controlli riguardano tutto il sistema idrico regionale. La città e la provincia di Verona è ricca di storia e cultura. Alto è il numero di musei e biblioteche, importante è il servizio di informazione sugli eventi culturali nel territorio provinciale organizzati dalla provincia in collaborazione con tutti i comuni, così come i percorsi guidati nei luoghi storici d'arte e gli eventi culturali ed ambientali sul territorio provinciale. L'intervento della provincia di Verona, l'assessorato alla cultura sul fronte culturale ha più di un risvolto. Innanzitutto le partecipazioni della provincia alle grandi realtà culturali del nostro territorio, come la partecipazione alla Fondazione Arena, all'Accademia Cignaroli, al CEA, al Teatro Salieri ad esempio di Legnago. Oppure realizza degli altri progetti come la messa in rete delle attività culturali, delle manifestazioni culturali nel quadrimestre estivo dal 1 giugno al 30 settembre ed è il cosiddetto e famoso Provincia in Festival, un sistema proprio di rete, un macro cartellone delle principali attività culturali, dal musica al cinema al teatro, alle rievocazioni storiche, alla provincia dei bambini, alla danza, e appunto 6 categorie che abbracciano le diverse attività di queste tipologie nel periodo estivo. 21 marzo, giornata simbolo della speranza che si rinnova nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In tutta Italia oggi si ripercorre la storia recente delle mafie e dell'antimafia per arrivare ad una maggiore consapevolezza delle trasformazioni delle organizzazioni criminali, della loro capacità mimetica usata per infiltrarsi anche nei territori del nord Italia. Ma in questa giornata si vuole far luce sui passi avanti e la crescita dei movimenti antimafia. Da 17 anni Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie, unita alle forze della società civile, vuole ricordare le oltre 800 vittime di mafia. Dalle elementari alle scuole medie e alle scuole superiori si fermeranno, faranno 2 minuti di silenzio e leggeranno poi i nomi dei morti di mafia. E io credo che sia importante, stiamo chiudendo i buchi della memoria. E poi stiamo ribadendo una cosa importante, che la mafia non è più il gioco di una parte d'Italia, ma che è un gioco per tutta Italia. E questo gioco noi lo facciamo non per pareggiare, ma per vincere. Per noi non è facile e non sarà facile neanche per la gente che incontriamo che ci dia un lavoro. Per noi è importante lavorare, è la nostra vita. È quello che sappiamo meglio fare.
Il primo passo verso l'integrazione è incontrarsi anche per caso nei luoghi della vita quotidiana, nella città, per sperimentare di non essere poi così diversi. Può avvenire anche in un supermercato dove le faccende di persone di tutti i tipi e di tutte le età hanno incrociato oggi gli sguardi e le speranze di 15 ragazzi Down, lavoratori per un giorno all'Aliper del quartiere Arcella di Padova. Un'iniziativa promossa da Associazione Down Daddy e Ali in occasione della giornata delle persone con sindrome di Down. Cattolica Assicurazioni, cresce la redditività industriale. Ha approvato il bilancio di un anno nero dell'economia mondiale. Non ci sarà dividendo, ma ai soci verrà data un'azione su 20 possedute. La compagnia penalizzata dai debiti sovrani, tutti particolari su industria e finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.